alla 7 che aspettavo di andare a essere intervistato e nel frattempo nella sala d'attesa c'erano le immagini di Pefera che trionfalmente annunciava i risultati della lotta all'evasione, c'era il movimento che stavano studiando. Quando è arrivata la questione, per me un evasore è un patriota che sottrae risorse scarse al pubblico spreco per destinarle a scopi produttivi, che da non so quando è finito l'apprendistato. Ma ci sono artigiani che sono costretti a chiudere perché non c'è più l'apprendistato. Intanto, mentre noi abbiamo una sovrabbondanza di laureati in sociologia delle comunicazioni o psicologia dei mezzi di comunicazione di massa, non si trova un falco, non si trova un falegname, non si trova un sardo, cioè in tappezziere sono scomparse quelle che erano le professioni italiane più significative. L'artigianato poi è diventato industria, made in Italy e quant'altro, ma sono stati gli artigiani a dar vita a questa grandissima. E nel passato molti dei grandi capolavori nostri non sono capolavori di artigianato. Noi ci stiamo avviando verso la più grande catastrofe economica che abbia colpito l'Europa. Se un paese da solo conduce una politica recessiva, le conseguenze sui suoi vicini sono modeste. Se in un gruppo di paesi alcuni fanno una politica recessiva e altri espansiva, le due cose si compensano. Ma se 26 paesi fanno assieme una politica recessiva, il risultato è una catastrofe. E siccome, grazie a Dio, ancora le previsioni pessimistiche non le hanno passate, io temo che devo essere pessimista. Il concetto di moderazione è un altro e a mio avviso si sostanzia anche nel rispetto delle opinioni, delle convinzioni degli altri. E lo dico apertamente, so di essere probabilmente in minoranza anche in questa sala, ma io credo che lo Stato abbia dimostrato, per esempio sul caso Englaro, una durezza, una ferocia fuori dal comune. Io credo che vedere Renato Farina, al quale voglio anche bene, un deputato sveglio, bravo, che spiega ai gay che dovrebbero astenersi dai rapporti sessuali, insomma, io se fossi gay, francamente, nel parere di Renato Farina, che si crede la CEI nel suo blocco, francamente non me ne fregherebbe niente. Io credo che la famiglia sia l'unione fra un uomo e una donna. Va bene? Io credo che le altre siano unioni che meritino tutto il rispetto e l'attenzione da parte dello Stato e anche la tutela da parte dello Stato. Io credo che una delle cose più odiose che lo Stato italiano perpetra ai danni di chi vuole adottare un figlio siano le lungaggini burocratiche. Allora, per uno di quelli che è destinato ineluttabilmente a una vita di crimine se gli va bene, molto peggio se gli va male e soprattutto se è una bambina, è meglio che sia lasciato là al suo destino, è meglio che sia adottato da una coppia gay. Io credo che per lui sia molto meglio essere adottato da una coppia gay. Meno Stato in economia vuol dire più libertà, risorse libere, ma è tanto difficile farlo, sì è tanto difficile, ma basterebbe una semplice norma. Alle province, ai comuni e alle regioni è vietato detenere pacchetti azionari nelle società per azioni. No, 400.000 avrebbero uno stipendio in meno, ma quanto si libera di risorse, di economia, quanta meno corruzione esisterebbe, quanto meno clientelismo, quanto meno porcherie tradizionali alle quali siamo abituati ad assistere. Ecco, meno Stato significa meno corruzione, meno limitazioni, meno blocchi, significa in fondo più libertà. Io credo che ci debba essere meno Stato anche nelle decisioni individuali che uno in assoluta libertà può prendere, sia in materia sessuale, sia nelle altre libertà civili, delle quali ci dimentichiamo un po' troppo spesso di parlare. Non può esserci
solo spazio per chi la pensa come la Roccella, come Sacconi o come Giovanardi. È un grande partito, prevede che ci sia anche chi la pensa diversamente. E io, scusatemi, non mi vergogno di dire